una donna intanto e questo depone assolutamente a suo favore, che ha dimostrato di avere delle competenze tecniche e anche il coraggio di dire delle cose scomode. Per il centrosinistra e per me in particolare sarebbe un onore se la dottoressa Viola accettasse questa sfida, anzi approfitto per fare un appello pubblico, sarebbe una bellissima candidatura per il centrosinistra. Via Ring, ospite del vice direttore Ferdinando Avarino, Vanessa Camani non poteva essere più esplicita di così. Ecco dunque la carta Antonella Viola sul tavolo della trattativa politica all'interno del centrosinistra e del PD in particolare, scienziata contro microbiologo, visto che sempre a Ring, ma una settimana fa, lo stesso senatore Dem Andrea Crisanti si era detto a disposizione per una candidatura a presidente, di fatto appoggiando l'idea di una proroga del voto alla primavera 2026. Troppo poco il tempo per fare una campagna elettorale, il Crisanti pensiero cui ribatte punto su punto Camani. Non credo sia così, quindi diciamo è un'opzione che Crisanti valuta, Perfetto. è un periodo ipotetico dell'irrealtà, diciamo, Cosa? quindi Che ci lui sia sta che Crisanti. candidato o che si spostino le elezioni? Allora, io credo che ci sia una linea del partito che è decisa dal gruppo in Consiglio regionale, dalla segreteria regionale, e che è quella di chiedere fortemente il voto a scadenza naturale, cioè settembre, ottobre. Ma da Ring non partono segnali solo alla volta del centrosinistra. Eclatante il risultato del sondaggio che di fatto incorona Roberto Vannacci, vice di Salvini, ipotesi osteggiata da buona parte dei colonnelli della Lega in Veneto. Più dell'80% di chi ha partecipato al televoto vede bene il generale come spalla destra del leader, uscito fortificato dal congresso di Firenze e che proprio a Vannacci ha consegnato con tutti gli onori del caso la tessera di partito.